Cari amici di Sicilia con il mio, un buonasera dal profondo del cuore. Ecco, ancora una volta tutti insieme per attraversare e accarezzare una nuova tradizione che solamente la terra di Sicilia può offrirci. Oggi parleremo di un mestiere, di un antico mestiere, quello che può essere, quello che ci può offrire il signor Pippo Galeano. Lui, in gioventù, un grande e bravo ebanista, che purtroppo oggigiorno la figura dell'ebanista è veramente rara. Lui ci ospita a casa sua, nel suo mondo, e ci fa passeggiare tra le sue cose, tra le sue creature, che credetemi sono delle vere e proprie opere d'arte. Io vi voglio invitare a passeggiare con me nel viale che ci porterà fino all'ingresso di casa sua. Nel frattempo vedete lo staff di Sicilia Corimio che veramente si adopera affinché voi potete ammirare quanto quello che è stato Pippo Galeano in gioventù e quello che continua ad essere grazie alla sua creazione, quello che può essere, appunto dicevo, attraverso il suo habitat, quello che è la sua casa e quello che è dove lui sta. Adesso lo andiamo ad incontrare perché lui veramente ha voluto fortemente che questo servizio fosse dedicato alla tradizione che vuole invitare ai giovani ad interessarsi e non solo ad amare. Andiamo ad incontrare Pippo Galeano. Eccolo qui alla sua porta, così gentilmente ed umilmente, veramente pronto ad accoglierci, e noi lo ringraziamo, gli stringiamo la mano. Buonasera. Sicilia Corimio è felice di essere qui a casa Galeano e veramente siamo, posso dire, anche commossi, questo sì. Io faccio entrare un attimino il mio staff, adesso entrerà il regista, entrerà il fotografo e col suo permesso io le chiederò veramente una sorta di autorizzazione affinché tutto ciò che noi diciamo e che faremo vedere, ovviamente lei con il suo sì o il suo no, noi potremmo divulgare il tutto online. Noi faremo dei servizi di video e di foto che divulgheremo appunto a favore della tradizione, ovviamente non chiedendo niente in cambio, né di soldi né tantomeno di altro tipo di onere. Mi piace questa precisazione. Ecco. Sa, oggi è un po' difficile. Ecco perché. Infatti. Allora, qui siamo a casa di Pippo Galeano, il signor Pippo Galeano, l'ebanista Pippo Galeano. Possiamo un attimino attraversare, grazie alla sua guida, ciò che per lei rappresenta essere Pippo Galeano, l'ebanista nel mondo, e se ci dovesse essere qui un pubblico di giovani, di artisti che non sanno in effetti cosa intraprendere, lei magari se volesse dare un consiglio, cosa potrebbe mai dire? Cosa potrebbe mai dare come consiglio ad un giovane per diventare ebanista? Di cose che si deve innamorare per esserlo? Intanto mi emoziona queste sue parole. Cosa posso consigliare ai giovani? Intanto la prima cosa è bisogna avere passione, perché senza passione non si può esercitare una professione. La mia professione, sono figlio d'arte. Parliamone. Però ho avuto la fortuna di avere un maestro ebanista, venuto da Roma, era giardinese e incominciò questo qui a fare dei mobili, ma di sana pianta a mano. Io ero un ragazzino. Cosa intende per lei sana pianta? Cioè, cosa significa? Sana pianta significa dall'origine. Ecco. L'origine, quindi andare a scegliere il tipo di legno? Naturalmente. E si faceva, ecco, delle camere da letto, tutto a mano. E poi c'erano altri metodi, piuttosto che oggi. Il Paidate hanno rovinato le professioni o la professione di ebanista, di falegname e così via. A maestranza, diciamo, no? A maestranza, esatto. Per cui per me è un grande piacere avervi qua. Cosa posso consigliare? Più che consigliare ai giovani, anche ai politici, perché hanno fatto morire questa professione. Perché? Ma perché? Ma dovuto
tutto anche alla politica. Perché se la politica... Perfettamente, proprio come si suol dire in questo periodo, è in linea. Una mano alla maestranza. Io mi ricordo, avevo un fratello, che non c'è più, era un maestro come me. E mi diceva, tu devi andare a Giarre, perché a Giarre era un paese di mobilieri e di scultura. Che il mio maestro, per esempio, la parte scultura, come i piedi, il barocco, li facevano a Giarre. Mio fratello mi diceva, devo andare a Giarre. Ho capito. Ad apprendere la scultura. Non sono potuto andare perché bisognava andare con l'auto, insomma le cose erano diverse. Però io ho appreso molto da questo maestro, oltre che da mio papà, ecco, miei fratelli più grandi. Allora, noi diciamo che abbiamo percorso un attimino l'attività di Pippo Galeano così, si può dire, in un minuto scarso, ma adesso un po' vogliamo parlare proprio di Pippo Galeano, l'ebanista. E io le chiederei, perché guardandomi attorno vedo tanto legno attorno a me, fatto bene, con delle forme meravigliose. E le chiederei se mi può ospitare, se ci vogliamo accomodare in una di queste sedie attorno a questo tavolo molto particolare, perché le voglio fare qualche domanda. Però lei mi deve ovviamente accompagnare. Ci sediamo qui? Sì. Ci sediamo qui. Bene. Allora, questo è un momento di cultura molto profondo, ma semplicemente perché, oltre ad avere un maestro davanti a me, io ho vicino a me un prodotto ovviamente che è il risultato di un certo tipo di lavorazione, di un procedimento lavorativo che ovviamente ha percorso delle tappe fino a che stiamo vedendo che questo è il risultato, ed è un risultato meraviglioso. È un tavolo da salotto di ulivo, perfetto, ma abbiamo un piede anche questo meraviglioso. Quindi lei adesso si prende questo microfono e lei mi dice come ha fatto a realizzare, come è stato il suo pensiero, cosa è stato, o se il suo pensiero man mano è nato, man mano che creava, o già aveva in mente qualcosa da fare e è andato alla fine ad attingere dove lei voleva per realizzare il suo desiderio. Domanda lei mi fa. Andando in una segheria dove lavorano del legno, tagliano addirittura dei boschi, vide siamo amici, un piede di ulivo. Ed era ancora perché lui lo doveva trapiantare. Si suona questo così. Qualche battuta in siciliano. Ma ci mancherebbe, dobbiamo farlo. Dice, ma dice, non devo trapiantare. Ne avevo 2. E perché non mi doni a me? Ma non lo so, furbo, lui, non lo so, adesso glielo devo a mio figlio. Avanti, me lo dia, quanto vuole. Viene suo figlio, mi dia 40 euro. Sì, adesso 40 euro. Da lì ma io appena lo vide, già ho ispirato quello che volevo fare. Infatti era un piede di ulivo, verde, lo dovevo sapientare. Me lo fece portare qua, nel mio garage. E man mano ho creato questo tavolo di ulivo. Come lei vede, questa è la schiena di pesce. Ecco, parliamo di questa tecnica. Prego. Mi cedo anche il microfono. Allora, per lavorare ogni parte del tavolo, come in questo caso, bisogna una tecnica. Quindi per realizzare la superficie di un tavolo è necessaria una tecnica. Lei decide immediatamente come farlo o man mano? Dice no, decido di farlo a lisca di pesce. Con molta umiltà, io prima di fare una cosa ce l'ho già in mente come viene finito. Ah, quindi proprio e questo è, riesce ad immaginarla prima? Sì, la creazione, perfetto. Io lo vedo finito. Questo, vede lei, ogni angolo di questi è un pezzo. Questo è un altro. Quindi sono degli spicchi di legno assemblati insieme. Assemblati e cercare di fare, assemblare la venatura, perché è molto difficile. Per combaciare le venature certo, dell'uno e dell'altro. Esatto. E poi metterle anche, la parte esterna dell'albero con la parte interna. Va messa la parte esterna.
Allora, quindi la parte interna dell'albero non Va di viene sotto. messo, No. va di sotto. Quindi Brava. quello che noi vediamo è la parte parte esterna, esterna. la parte della corteccia lavorata dei Giri giri. dell'albero. Perché noi sappiamo che un tronco di un albero, quando lo sezioniamo, non è altro che l'insieme di tanti anelli. Giusto? Quindi la superficie di questi anelli lavorati e ben assemblati diventano la superficie, in questo caso, di questo tavolo, giusto? Bene, adesso le voglio fare due domande. Non so se preferisce rispondere alla prima o poi alla seconda, e comunque sono prettamente molto personali. E chiedo scusa per essere così audace nel farlo, però secondo me bisogna anche conoscere la personalità del maestro che abbiamo davanti. Mi dia le mani. Prego. Anche l'altra. Rispettando tantissimo la sua privacy e vedendo nelle sue mani quello che è il senso del mestiere e l'educazione al mestiere, questo infortunio sul lavoro, questo il ricordo indelebile che le rimane, l'ha mai scoraggiato, l'ha mai fatto pensare sicuramente nel mio mestiere ho sbagliato, faccio che ne so il panettiere al contrario, oppure magari le ha dato ancora più coraggio? Assolutamente no. No, non no, l'ha no. mai scoraggiato? Assolutamente no. Quindi Anzi, l'ha resa ancora più sicuro che sì, quello sì. doveva essere il suo mestiere. Sì, ho avuto questo infortunio. E di questa cosa le porterà sempre. Non ci penso neanche, Non ci pensa nemmeno. perché lavoro lo stesso. Perfetto. E poi una domanda importante. Qual è l'oggetto per lei più prezioso che abbia mai creato? Io parlo di creazione perché l'artigiano crea da qualcosa che è la materia prima, in questo caso il legno. Lei crea dal legno ovviamente un oggetto, qualsiasi esso sia. Qual è quello per lei più importante che le ha segnato la sua carriera da maestro e banista? È il più importante. Oddio, ma che? Senza Questo volerlo. tavolo, sì. Poi c'è quello, Quello sarebbe uno tavolo il tavoletto. ovale. Se lei lo Questo vede, sì, questi è molto sono. bello, guarda col piede. Sì. Ho capito. Quello è un tronco dell'albero. E quando decide Pippo Galeano di diventare maestro? Quando decide Pippo Galeano che è capace di poter insegnare a qualcun altro le sue maestrie? Quando succede questo nella carriera di Pippo? Ah, guardi, saranno 30 anni fa, un ragazzo che l'ho incontrato a Moia Alcantara, aveva 12 anni, e gli ho chiesto ai genitori perché andavo a Moia a portare dei lavori e ho avuto modo di conoscere i genitori per un motivo molto semplice: dovevo comprare dei fagioli secchi perché Moia Alcantara è un paese agricolo. E allora vide questo ragazzo, disse: cosa fai? Dice: vado ad imparare a Malvagna, vuoi venire con me? E è venuto, ho parlato con i genitori, è venuto qua con me, dormiva, mangiava con me, è rimasto 13 anni, poi se n'è andato, mi ha rubato il mestiere, sa questo? Quindi in gamba, una degli avevi in gamba. Veramente, in capo veramente. Poi se ne è partito militare, lo accompagnai quando è tornato a Catania per comprarsi Quindi quasi un figlio adottivo. l'attrezzatura e siamo insomma in buonissimo rapporto. Io che lo rispetto come un figlio, come una persona molto brava ed è molto capace. Mi ha rubato, le ripeto, il mestiere. Bene. Adesso quanti ebanista È riuscito. conosce i suoi colleghi in zona? A Giardino Mama, guardi, non ce n'è. Quindi non ce n'è. Questa è stata una domanda veramente tendenziosa per far rispondere già la risposta di cui eravamo a conoscenza. Quindi abbiamo veramente la fortuna di poter intervistare noi di Sicilia con il mio l'unico e ultimo ebanista, tranne che qualche giovanotto si presenta davanti a sta porta a dire voglio imparare il mestiere, di Giardini Naxos e dintorni. Cosa dire a questo punto? Dire che noi attraversando il suo ingresso abbiamo trovato tantissimi lavori in legno fatti, niente, una maestria veramente straordinaria. Vorrei che magari lei mi accompagnasse fuori. Sì. Sicilia Cuore mio. Era all'interno ancora.
Ah, c'è qualcosa all'interno da vedere? Bene, 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 noi siamo felicissimi di scoprire con la sua guida qualche lavoro che lei ci può ovviamente. Allora, spiegare. dove mi sta portando? Oh, ma guarda un po'. Sono ripetizioni. C'è il lavamano dei miei nonni. Allora, sono ripetizioni. Lei mi sta portando nella stanza delle ripetizioni. Ecco, riproduzioni. Lei nel senso riproduce dei lavori che vedeva in qualche posto, in questo caso nella casa della nonna. Mi sono passate fra le mani questo, la piattaia siciliana per esempio. Riproduzione significa che la nonna ne aveva una uguale e lei l'ha rifatta uguale. Quindi un copia e incolla, il moderno copia e incolla che si fa al computer. Abbiamo capito. E allora mi spieghi per favore. Allora, questa era della nonna, giusto? Il lavatoio. Un lavamano. Praticamente così per come noi lo vediamo era della nonna. Esatto. Perfetto. Quanto tempo ci ha impiegato e quale legno ha usato? Ma questo è di castagno siciliano. Esatto. Hai visto? Siciliano dell'Etna, perché il castagno nostro siciliano dell'Etna è più forte di quello nazionale. Ma gliela posso dire una cosa? Mi dica. Allora, non so se è vero, ma quando un artigiano offre alle proprie mani quello che è la materia prima che poi trasformerà e diventerà la sua creatura, è vero che sente un tutt'uno, sente un fluido particolare, è come quasi come se si dialogasse. Certo. E quindi lei ha mai sentito il legno che parlava con lei? E me la racconta una storia nel frattempo che lei racconta? E studio quello che devo fare. E chiede magari consiglio? Certo, e lo vedo finito. Per esempio, tu per esempio ti ci vedi diventare un lavatoio come quello che c'era nella nonna? Succede così? Proprio, succede proprio così. come nell'immaginario collettivo. Io di questi ne ho fatto 2. Ho iniziato, perché ne ho fatto 2? Ho 2 figlie femmine, sono qua. Bellissime figlie, sono veramente dei doni divini e lei può vantare questi gioielli a vita, questa è una cosa sicura. Poi, per esempio, questo siciliano è pitturato, glielo portare a Sant'Antonio dove ci sono dei maestri pittori di carretto. Di carretto, infatti io vedo dei riferimenti. Quando io facevo questo ripiano avevo 8 anni. Poi Questo è uno dei suoi primi lavori. Come? Uno dei suoi primi lavori. Sì. E poi mio papà li portava a Taormina agli stranieri, che allora venivano i milord inglesi, e li vendeva là. Ma la cannuccia la facevo io. Ho capito. Comunque è come se fosse uno dei primi lavori perché è uno di quelli più antichi che ha fatto. E volevo dire una cosa, per quanto riguarda invece un qualcosa che lei non è mai riuscito a creare. C'è stato qualcosa che dice: ma perché sto legno diventa quello che io ho desiderato? No, oppure no? No, con modestia glielo dico. Con modestia no. Mai, quindi tutto il legno che lei ha avuto tra le mani si è abbassato alla sua volontà. Sì. È diventato una cassetta della posta. Meraviglioso. Questi sono siccome io sono appassionato di queste cose. Io per esempio vado a Ortisei in ferie, dove fanno tutti. Ricorda dov'è Ortisei? Ortisei nel Trentino Alto Adige, dove fanno tutti i santi di questo mondo. E per cui mi metto a guardare e vedo qualcosa e poi magari questi sono per la verità. Questo lo dico perché la cultura non ha confini, quindi per questo ci tenevo che il Signore dicesse, che Pippo dicesse dov'è che si trova Ortisei, ed è bello, cose che non so. Mi vuole presentare la sua famiglia, se non le chiedo tanto? Prego. Non scappate famiglia, non scappate. La mia figlia minore, Mariella. Allora, poco fa parlavamo della ricchezza sicuramente insostituibile che ognuno di noi ha, che è la famiglia. La famiglia composta di tutti coloro che ci si vuole bene, partendo proprio dai figli. E abbiamo 2 splendide donne qui vicino a Mastro Pippo e chiediamo loro direttamente i nomi e vediamo che cosa succede dopo. Mariella, figlia di Pippo.
dammi la tua espressione d'orgoglio perché essere figlia di Pippo oggi per te rappresenta. Io non sono brava. In qualsiasi modo, come tu pensi che tu mi possa dire cosa significa essere figlia di Pippo l'ebanista. Non lo so veramente, non so. A me le telecamere e i microfoni mi bloccano il cervello. Quindi Ti è mai capitato di scrivere una lettera d'amore da piccola quando si andava a scuola, si metteva sotto il piatto la letterina per il papà, per la festa? Benissimo. con delle. Non so come definirlo, magari con gli sguardi. Ci rendiamo conto di Un attimino facciamo parlare l'altra sorella che probabilmente... Intanto come ti chiami? Lina. Lina. Che è un Lina, valore per noi tutto quello che lui fa, anche perché sappiamo quanto ci tiene, quanto è preciso, attento, pignolo in qualsiasi cosa lui faccia. vi capita essere riconosciuti? Ah, figlia dell'ebanista? Ecco, andate a comprare il pane. Piccole. Ora lo conoscono come il papà di Lina L'ebanista, il papà di Mariello, di Lina. Ah, Chiamiamolo e pellegrinaggio. secondo te se non fosse stato il lato d'orgoglio l'avresti mai portato un amico? No. E quindi diciamo sempre, riposati, fai un altro. instancabile, No, un instancabile. sempre Passione, qualche volta passione. lavora anche di nascosto. Ah, ecco. E poi ci presenta la sua ultima Creazione, la sua creatura. Poi la famiglia si completa. La sua compagna, ma è una bellissima donna. E il nome? Maria. Allora, Maria la compagna di Pippo l'ebanista. Mi parli del suo lato d'orgoglio, essere la compagna di Pippo? Sono molto orgogliosa di lui Perché? perché fa Ma delle, non solamente perché le hai riempito la casa di cose belle. no, fa delle cose stupende. Eh. Poi sai che fa? Questo è l'ultimo lavoro che faccio. Finisce quello e ne incomincio un altro. Di nascosto, come diceva Lina? E questo cosa significa? Che lui proprio ce l'ha, ma non nel sangue, è dentro l'anima. Ma meno male, Ma meno male. perché a questa età se si sedeva in una poltrona, Ah. Aspetti, lei mi ha detto una cosa che io ora mi scatta la domanda. A questa età posso chiedere a quale età ci stiamo riferendo? Sì, la sua. Fra giorni ne faccio 83. Ancora in piccirino, 83 anni, ma che certo che ancora è instancabile, ma certo che ancora è instancabile. Allora, noi intanto diciamo grazie infinite per averci illustrato benissimo quello che sono le sue piccole creazioni, ma immense di valore. Ma fuori c'è, non so che cosa posso dire, il Giardino delle Meraviglie potrei chiamare io. Io ho visto qualche attrezzo meraviglioso da poter parlare insieme. Se lei ha qualcos'altro da farmi vedere a casa, anche perché non ci dobbiamo dimenticare, amici di Sicilia Corimio, che noi ci troviamo dentro la vita privata di Pippo. Sicilia Corimio ha avuto tante volte l'opportunità di stare vicino a maestri dell'artigianato, ma pochi hanno voluto che si entrasse dentro la loro vita. E quindi per questo a Pippo un grande applauso. Grazie. Da parte di tutta Sicilia Corimio. Grazie. Venga. Questo è un altro tavolo, questo è tutto massello, Allora, parliamo di questo benedetto tavolo che lui ci sta facendo vedere. Allora, Mastro Pippo, lei me l'ha detto in una maniera molto orgogliosa, più del normale, più del dovuto. Questo è massello, veri? Mi ha detto poco fa. Che significa il massello? Io sono ignorante. in pieno, grosso. Ah, Non è massello tabulato, certo. significa che è tutto un pezzo Bravo, un unico blocco. lavorato. Certo. E questo significa avere un mobile massello, significa lavorato tutto in È, blocco. è molto difficile, sì. Ecco perché è prestigioso. Anche i piedi è massello proprio. È massello. Quindi è stato lavorato tutto in un corpo. Esatto. C'è un legno lavorato, ammodellato, tutto in un unico Naturalmente, corpo. esatto. I miei complimenti. Grazie. I miei complimenti. Queste sono le piccole sculture che io faccio. Adesso guardiamo Intendiamoci. Guardiamo delle opere d'arte che sono delle sculture in legno. Pippo dice piccole, vabbè, io non so dove può iniziare per lei piccolo e finire il grande e viceversa. Come legno
Allora, intanto sono delle superfici di ulivo. Qui abbiamo, cos'è, un giglio? Un giglio. Qui abbiamo, sembra quasi il volto di Gesù. Questo è il volto di Gesù, è bellissimo, intarsiato e cesellato sopra questa superficie di ulivo. Poi abbiamo degli altri frutti, per esempio, quello sembra un melagrano. Esatto. È un melagrano, questo sarà un limone, una pera, un limone. E abbiamo anche un animale intagliato all'interno di un ulivo. Da questo pezzo di ulivo mi è venuta l'idea di fare questa forma. E poi scusatemi, vicino vicino alle opere d'arte che lui ha realizzato ci sono delle opere d'arte che parlano, diventano storia. Sono delle foto dove si vedono Mastro Pippo al lavoro. Lo vediamo nella sua massima espressione di maestria. Tavolo, fratino, c'è la mia figlia. Tavolo? È un fratino questo. Cioè? È un tavolo lungo, questi sono i piedi e poi c'è il ripiano, fratino. Fratino, Non ho fratino. mai visitato un monastero, una qualcosa di... Certo! Quindi prendono il nome del frate e bravo, quindi perché esatto. accoglievano i commensali che erano dei frati. Esatto. Benissimo, hai visto che bella spiegazione? Benissimo. E questo è il suo laboratorio Questo, che ancora sì. esiste? Un garagio. In che, parte. Quando purtroppo ho avuto io un incidente, diciamo, ho smesso di lavorare, ma non ho smesso di fare. Ha smesso, modo di dire, Bravo, per ma- dare un attimino così, per confondere le idee. Però non ha mai smesso. E qui lo vediamo abbastanza ragazzo, Sì, molto giovane. In che occasione era qui? Vestito in giacca e cravatta? Come? In quale occasione? È in questa foto? Ma Giacca sai, e io- cravatta? Qui ero in una riunione, mi pare. Una riunione Sì, importante dove mi si, ricordo, si sì. doveva magari parlare Ho dell'artigianato. fatto in Sicilia. politica. Ah! Ecco, ha fatto politica. Lei poc'anzi mi parlava che la politica purtroppo non aiuta i giovani ad invogliarli ai mestieri, perché ovviamente provenendo lei dalla politica sa di cosa purtroppo si parla. Sì. Quindi il periodo è quello, molto infelice, soprattutto per i giovani siciliani, però è anche vero che la nostra infelicità sta nei ricordi, sta nella tradizione. Certo. Se noi da lì vogliamo risorgere, ne abbiamo possibilità. Possiamo fare in modo che i giovani oggi riscoprino i vecchi mestieri, che poi vecchi non sono, perché quando ci va a noi di fare le belle case, ci va di arredare le case con stile, magari vogliamo un pezzo particolare, un pezzo fatto a mano, un pezzo fatto da un artigiano. L'artigiano deve capire cosa vuole lei. Ecco. Io devo capire che cosa, e allora le devo, man mano che lei parla, non tutti non lo so se lo fanno, ma io devo capire cosa vuole e glielo propongo. Certo, quindi deve avere anche un fattore psicologico, certo. che bisogna stare sulla stessa linea d'onda il cliente e l'artigiano. Esatto. Nel momento in cui esiste questo, esiste un equilibrio e probabilmente il mestiere si può ancora conservare, naturalmente. Guarda, qui vi faccio vedere la mia modesta camera da letto. Aspetti che questo lo dobbiamo annunciare come una cosa straordinaria. Non solo Sicilia Cuore Mio pochissime volte racconta di artigiani e artisti che fanno vedere, svelano la privacy della propria casa, ma penso che probabilmente questa è l'unica volta che Sicilia Cuore Mio entra nella camera da letto di un mastro artigiano, in questo caso ebanista. Mastro Pippo, io ho la pelle d'oca, mi dovete credere. Lui molto umilmente mi ha detto: adesso la faccio entrare nella mia modesta camera da letto. Significa fatta da lui. Certo. Quindi cerchiamo di entrare con molto rispetto e con la giusta educazione. Seguitemi. Misura. Adesso parla lei perché io non riesco a fare nemmeno una domanda. Una riproduzione. Una riproduzione. Vista dove? Come? Vista dove questa riproduzione? No,